organizzato questa mattinata con voi grazie a Confartigianato Imprese Treviso e Confartigianato Imprese di... Ditelo voi tutti insieme, di Conegliano. Molto bene. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di aiutare i giovani a trovare una loro strada. Non è un orientamento scolastico, ma vogliamo dare un'idea di quello che è oggi il mondo dell'artigianato, nelle sue sfaccettature, nella sua poliedricità, facendo vedere che oggi l'artigiano è cambiato dal punto di vista dell'evoluzione e anche nelle dimensioni. Dal punto di vista dell'evoluzione, perché oggi assistiamo a degli artigiani che si avvalgono di tecnologie, attrezzature assolutamente all'avanguardia. Abbiamo un artigiano che è un 4.0, un artigiano che usa l'intelligenza artificiale, un artigiano che si occupa di robotica e di automazione, e quindi da questo punto di vista dobbiamo cambiare l'idea di uno stereotipo di un artigiano che è un artigiano vecchia maniera. Quindi la tecnologia assolutamente aiuta nel suo lavoro a essere competitivo, affidabile il lavoro dell'artigiano. È un artigiano che è cambiato anche come dimensioni. Pensiamo solamente che le assunzioni nel mondo del lavoro nell'ultimo anno vedono il 71% delle assunzioni legate alle assunzioni della piccola e media impresa. Quindi anche da questo punto di vista l'ottica con cui viene visto il lavoro artigiano è assolutamente cambiata, lo dicono i dati, e vorremmo dirlo anche ai ragazzi. Sì, assolutamente troviamo dei lavori nuovi che 20-30 anni fa non c'erano, ma troviamo anche i lavori legati alla tradizione con l'implementazione, con l'innervatura di attrezzature, di logiche di digitalizzazione che assolutamente un tempo non c'erano. Quindi il talento, l'artigiano che lavora con il cuore, con le mani, aiutato da un'intelligenza che non è solo umana, può essere anche un'intelligenza artificiale.